E da là scaturiscono i miei concetti anche. Allora, siamo tornati in onda e appunto rispiegavo un po' i concetti fondamentali, poi concludiamo con il discorso delle pensioni, parliamo anche della pensione di reversibilità. Sostanzialmente voi avete organizzato questa tavola di rotonda che è un'occasione di incontro tra la CIA, che rappresenta un po' l'agricoltura, un'agricoltura di piccoli agricoltori sana, a contatto con la terra, fatta di persone che si sacrificano, che tengono molto alla qualità del lavorare in agricoltura, che vuol dire non solo qualità del prodotto che si ottiene, ma anche del lavorare in un ambiente sano il più possibile. Il problema acque esiste, sia che questi siano in sovrabbondanza, dicevamo, lì bisogna appunto evitare, perché quando ci sono troppe acque c'è il problema del dilavamento dei territori, e se ci sono fanghi o alvei inquinati sfuggono al controllo, vero? Certo. Quindi c'è anche l'altro aspetto che vedete rischioso, perché adesso finché tutto è gestibile e controllabile, lì c'è il problema e si può in qualche modo arginare, ma attenzione a cosa c'è sotto. Però dobbiamo dare la possibilità a chi fa questo tipo di prevenzione avere sia le risorse, sia avere gli strumenti e i modi per poterlo fare. Cioè voi siete convinti che appunto per esempio i consorzi di bonifica, che avrebbero un ruolo fondamentale, non abbiano le risorse sufficienti? Non è che lo dico io, è una realtà concreta con cui ci scontriamo tutti i giorni, e questo è causa anche di un malfunzionamento del sistema idrogeologico del territorio. L'agricoltore può fare la sua parte, però insieme, come ho detto prima nei 5 punti, se ognuno si prende la propria responsabilità, sicuramente le cose si possono fare. L'acqua, ricordo che non è un qualcosa che ha dei confini, che ha delle proprietà, è un qualcosa che parte a monte e va a valle. Noi, se i problemi li vogliamo risolvere, sia quello del rimpinguamento delle falde, sia quello delle vasche di laminazione, sia quello dell'escavazione dei canali e quant'altro, dobbiamo curarlo a monte e non dire a valle c'è il problema, adesso cosa faremo? Meglio prevenire, perché sicuramente riusciremo. Prevenzione sicuramente parola chiave, e soprattutto la CIA, perché fa questo tipo di tavole rotonde, per creare l'aggregazione assieme alla cittadinanza, alla collettività, per trovare anche altre proposte da porre come quesito ai temi che noi mettiamo. Quindi la CIA è quell'associazione che cerca di fare complici e coinvolgere più gente possibile, perché pensa che possa essere lo strumento che fa la forza e che potrebbe fare la differenza. Quindi sensibilizzare i cittadini su questi problemi, questo è fondamentale. Non perché un acquedotto inquinato potrebbe danneggiare un territorio vastissimo, questo è il motivo. Voi fino a questo momento non avete avuto tranquillizzazioni? Sicuramente se ci siamo messi in pista con un tema di questo genere, vuol dire che risposte sereni non siete? Non molto. Siete sereni invece voi per quel che riguarda la pensione di reversibilità, quello che è stato risposto dal governo, che non verranno toccate, però poi... In Italia non si è mai sereni, con tutti i problemi che ci sono. Comunque, per quanto riguarda la reversibilità, che volevano toccare queste reversibilità, siamo intervenuti assieme anche a altre associazioni, abbiamo espresso le nostre preoccupazioni, abbiamo detto no, le pensioni di reversibilità non si toccano, perché sarebbe assurdo uno che ha una pensione minima, resta vedova o vedovo e ha una pensione di reversibilità di 200 euro, che vuoi andare a prendere quei 200 euro che gli permette di vivere una chance un po' più dignitosa, no? Un pochino. Però noi diciamo anche un'altra cosa: la reversibilità va toccata, e come va anche tolta la reversibilità a chi ha le pensioni d'oro di 91.000 euro per esempio all'anno, che dopo vanno alla moglie o al marito o viceversa, e se non c'è il coniuge va ai figli, se non ci sono i figli vanno addirittura ai fratelli. Queste invece vanno toccate, queste sì, queste è reversibilità, ma non chi prende 200 euro. Quindi c'è un problema aperto, secondo voi non è del tutto risolta questa questione? Al momento. Tornando proprio perché siamo in chiusura, la manifestazione che farete venerdì, che cosa vi auspicate? Come partecipazione immagino che siate numerosi. Io mi auspico che
La partecipazione sarà buona, l'abbiamo organizzata bene, ci sono i pullman da tutta quanta la provincia che portano sui pensionati. Mi auguro che vengano tanti parlamentari che sono stati invitati. Sono stati invitati quindi? Mi auguro che vengano e le daremo anche la parola. Perché io so già cosa diranno, grosso modo è sempre quella, che sono d'accordo. Sono tutti d'accordo. Però quando poi si tratta di arrivare al finale, al voto, non ci contiamo più, spariscono alcuni. Noi vogliamo impegnare i nostri parlamentari veneti, che dopo avremo incontri anche successivi, perché si esprimono, ma che poi mantengano, perché anche Renzi si è espresso per il sì ai 80 euro per l'aumento delle pensioni basse, qualcosa di dare però qualcosa. Poi non ha detto... Però poi alla fine sappiamo come tante cose vanno a finire. Noi lavoriamo proprio per questo in questi mesi, prima della finanziaria, continuamente, perché dobbiamo riuscire a ottenere questo risultato. Qualora ci fossero 80 euro solo per le pensioni minime e non per... Faremo un'altra battaglia perché anche a quelli che sono sotto i 1000 euro, perché questa è la nostra proposta. Avete l'appoggio, a parte questa manifestazione che è vostra, insomma, di venerdì, delle altre sigle sindacali per comunque vadano le cose? Beh, se leggiamo i giornali di oggi, con la manifestazione che hanno fatto anche gli altri sindacati, grosso modo sono le nostre proposte, sono le loro stesse, vanno a coincidere, sono quelle, insomma, che abbiamo detto. E quindi ci siamo, insomma. Dobbiamo solo trovare la sinergia per far squadra a 360 gradi. Certo, lavoreremo adesso finalmente. Ricordo che comunque sulle pensioni anche il nostro direttore nazionale Tito Boeri dell'Inps è preoccupatissimo, perché alla fine la visione che adesso Dino ha un po' espresso sarebbe anche quella sua. Ricordo che l'Inps ha un buco che è pari a 3 finanziarie italiane, cioè non chiacchiere, e quindi questo è un problema. E invece magari riprendendo l'acqua, che prima ero dimenticato, perché talvolta il problema acqua fanno ricadere la colpa agli agricoltori che dicono che con i fitofarmaci o con i nitrati hanno inquinato. Ricordo che le nostre aziende sulla condizionalità sono super controllate e la rispettano, e rispettano i registri sui nitrati, sullo spargimento dei liquami, rispettano le distanze e tutte le normative sul trattamento e l'utilizzo dei fitosanitari. Quindi credo che le responsabilità vengano imputate a chi gli tocca. Detto questo, io ringrazio i nostri ospiti, siete stati qui con noi, vi ricordo ancora le 2 occasioni significative, una giovedì al Crown Plaza vicino a Lime, no, vicino a Padova comunque, la sera alle 20:30 un incontro di confronto con la Regione organizzato dalla CIA per proprio il tema dell'acqua, la qualità dell'acqua, la sua importanza, e può essere anche un'opportunità per avere delle vedute un po' più chiare su questa questione. L'altra è la manifestazione che partirà alle 9 del mattino dalla stazione di Padova fino ad arrivare in centro praticamente con i pensionati, per una lotta per portare l'accento sul problema delle pensioni estremamente basse, e quindi che il governo dia soddisfazione e mantenga la promessa di poter in qualche modo sopperire a queste esigenze. Io vi ringrazio, grazie ancora della collaborazione alla CIA di Padova, a voi buon proseguimento.